Anche l'opposizione plaude al ricorso presentato dal sindaco veneziano Brugnaro contro l'ordinanza di ENAC che limita a 7 minuti il tempo di permanenza di auto e pullman nell'area aeroportuale. Per Davide Scano del Movimento 5 Stelle si tratta di un passo nella direzione giusta. Chiediamo ora al sindaco di continuare ad accogliere le nostre richieste e quindi abbassare la tariffa speciale di 8 euro per arrivare all'aeroporto in autobus, quindi con la tariffa di ACTV. E quindi per tutti i titolari di tessera iMob occorre pagare 1,50 euro, perché è veramente assurdo e ingiusto rubare 8 euro per fare una fermata in più rispetto al tratto urbano che si ferma alla fermata prima in centro a Tessera. Un tema sul quale il sindaco ha espresso la sua apertura va però affrontato in relazione a un più ampio ridisegno della viabilità di accesso all'aeroporto, puntualizza, sulla quale è necessario trovare un accordo tra tutti i soggetti coinvolti, tenendo presente che presto sarà possibile raggiungere lo scalo anche in treno. Riguarda l'accessibilità dell'aeroporto, per cui noi dobbiamo riuscire a chiudere le questioni il più ampiamente possibile, il più completamente possibile, in modo tale che non restino sempre temi aperti che rilanciano. Un intervento per ridurre il costo del biglietto per i possessori di IMOB è necessario anche secondo il presidente della municipalità interessata, Marco Bellato. L'attuale tariffa, ricorda, era stata decisa dalle scorse amministrazioni per far fronte a problemi di bilancio di ACTV. Questo problema deve essere risolto nella maniera più opportuna anche tecnicamente, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che l'importo è troppo alto del biglietto, però bisogna anche risolvere dei problemi di carattere tecnico, perché non dimentichiamoci che ci sono i bilanci.